Eder. McAllister. Che tragica e atroce fine avesse fatto Paolo Mulliganardo, 42 anni. Si è saputo solo ieri pomeriggio. L'uomo era scomparso lo scorso 10 gennaio, per circa 10 giorni. Le forze dell'ordine, i volontari e gli amici e conoscenti della famiglia lo hanno cercato in ogni angolo della città, sperando che fosse in un luogo sicuro e che potesse essere riportato a casa. Tuttavia, durante una battuta di ricerca composta da agenti della Polizia di Stato, della Polizia Metropolitana e volontari della Guardia Agroforestale Italiana di Barcellona, è stato trovato il corpo di Paolo. Il fiuto del cane caccia ha aiutato a individuare l'uomo di Pistunina, una trentina di metri dalla spiaggia a valle del villaggio Unra. Era raggomitolato sotto la massicciata della linea ferrata, come se cercasse di riscaldarsi. Indossava gli stessi vestiti con cui aveva lasciato casa, e nel borsello aveva le sue medicine, ma non i documenti o il telefono. Sul luogo sono intervenute tutte le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le indagini sono state affidate alla polizia mobile, alla squadra volante e alla scientifica. Il pubblico ministero Anna Maria Arena e il medico legale Giovanni Andò si occuperanno dell'esame esterno e dell'autopsia. Dalle prime risultanze sembra che Paolo Mulliganardo sia morto 2 o 3 giorni fa. Le escoriazioni sul suo corpo, che non era decomposto, sono compatibili con una caduta dal muraglione della ferrovia. Probabilmente è stata questa caduta a causarne la morte, impedendogli di alzarsi e chiedere aiuto. Un'altra informazione emersa dalle prime indagini è che Paolo non ha trascorso tutti e 12 i giorni in quel luogo, poiché le ricerche erano già passate da lì senza trovarlo. Dove è stato quindi? Come si è procurato il cibo? Ha trovato aiuto mentre decine di persone lo cercavano? Sono tutte domande che, forse, troveranno risposta nei prossimi giorni. E piove sul bagnato perché a nemmeno 24 ore dal ritrovamento è morta anche la sorella di Paolo. Dopo una lunga malattia, infatti, stamattina intorno alle ore 7, è deceduta ed è andata a raggiungere Paolo. Questo si aggiunge al dolore della famiglia. Le esequie si terranno domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Nicolò sul viale San Martino. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.